Date voi il tempo. Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuti a tutti nel Consiglio regionale del Veneto, che sapete che è la casa di tutti i veneti e quindi siamo lieti di accogliere voi come ospiti qui alla presentazione del libro dell'onorevole Flavio Rodighiero oggi. Benvenuto a Flavio Rodighiero, amico Flavio, che io conosco, dico purtroppo, da più di 30 anni, perché ci ha accomunata insomma un po' di passione politica e anche passione per i temi del nostro territorio, e sono veramente contento e lieto e felice oggi di presentare questo libro e di essere qui con voi insomma nella sede appunto di tutti i veneti. Faccio un breve excursus anche di quello che è l'impegno della Regione tramite la legge regionale 30 del 2021 per le lingue minoritarie e praticamente le comunità minoritarie come i ladini, i friulani e la comunità più importante che è sicuramente quella di Cimbri. Quindi negli ultimi anni alle comunità sono state stanziate delle risorse anche abbastanza importanti da parte della Regione per tenere viva la lingua, la cultura, la tradizione, i modi di queste comunità. Il libro ci racconta appunto la storia della dedizione a Venezia delle comunità cimbre e delle genti di montagna, e credo che questa è una ricerca importante fatta da Flavio Rodighiero, che poi resterà anche negli archivi storici nei nostri comuni e nelle nostre biblioteche. Ecco, assieme a Flavio Rodighiero, che è stato un importante anche esponente politico, noi abbiamo un esponente politico qui da qualche legislatura in Consiglio regionale, che è Stefano Voldegamberi. Non è della stessa comunità cimbra perché ce ne sono diverse nel territorio veneto, ma è della Lessinia, che oggi ci ha omaggiato con un saluto in lingua cimbra all'inizio della nostra chiacchierata sul libro. Quindi chiedo ai tecnici, e li ringrazio anche fra l'altro per il lavoro che fanno, sempre il lavoro tecnico di supporto nelle nostre conferenze stampa. Noi siamo, ricordo, anche in diretta Facebook, in diretta internet con il sito del Consiglio regionale del Veneto, quindi manderei il saluto anche di Stefano Voldegamberi. Prego. Liebe meine Gesellschaft und sieben Gemeinde, liebe Schreiber und Suaca Rodighiero, i pivi muntas e gruasan alias Jarandre Nusigne i saltas gareda, un lexin perga bo nauaute isist garet un bene laute. Is gavagliamar tadu mogas gadenka basis geschäft, ambote obere userne pergam. Isist barut mo userne laute, under der Republika benerge, at gabot altan lenta seine altan Autonomia. Barmoga pancon ta de bort Autonomia ist bortut hier, bro ebala andre Seiten is laut mogat Kenya dieser. Barsain tauce, userne eltan saiken hier wäre Lante, se harbota hier se sein gabest Kohler, Schäfer, Ackermann, se sein gehaltata, kan handar, se mogan leban pass. Now vro de herna una loatar, ganamatas caligeri, bellice gareda, bar Gadenka, statuto di Rozzo, Imeiare 1216, nach privilegium imperiale, Imeiare 1288, un nach benis portur dar sieben Gemeinde. Diese Puak, geschreiben Rodighiero, musapa se sein galesat, baubega insiste, in bec, bode musat vuar, userne
laut se mancan de autonomia. Napoleone hat Galicia, alia disa, Isgadenka, is wie importante for usandre un uberalt for userne giungan, burcante in alian tabarzeganus. Bravo Stefano. Ecco, aggiungo che anche Stefano Valdegamberi ha realizzato diversi scritti e diversi libri sulle comunità cimbre e anche sulla lingua cimbra, e questo devo dire gli va dato onore. Oggi non è potuto essere presente con noi, ma vi manda i suoi saluti. Ecco, io inizierei la chiacchierata con Flavio, quindi chiederei una presentazione generale del libro e poi insomma, magari scendiamo anche sui particolari storici delle vicende, perché sono raccontate anche storicamente. Grazie Luciano per questa tua disponibilità ad avere oggi nella sede istituzionale della Regione la presentazione di questo volume. Ringrazio nella tua persona la Regione Veneto, ringrazio il Presidente Ciambetti, ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, il consigliere Valdegamberi, e certamente essere qui è un momento importante perché richiama un fatto storico che nei tempi ha dato luogo a un'attenzione anche chiaramente più recente da parte delle istituzioni alle comunità di lingua alloglotta, di lingua minoritaria da parte della Regione Veneto, in maniera rilevante, nel senso che pur non essendo una regione che ha come caratteristica la montanità rispetto ad altre in Italia, ha sempre avuto un'attenzione ai temi della montagna e ai temi delle lingue minoritarie, anche prima del riconoscimento da parte dello Stato, che pur nella progressione dell'evoluzione delle istituzioni democratiche lo ha riconosciuto quasi 100 anni fa nella Carta Costituzionale. Io volevo ringraziare anche per la presenza l'associazione Cimbri Sette Comuni, che è un'associazione di promozione sociale, Federazione Cimbri Sette Comuni, con il suo presidente Francesco Valerio e i soci qui presenti, che hanno accettato di pubblicare questo testo. La realtà della cooperativa libraria editrice Università di Padova, nella persona qui presente della dottoressa Bardos Andreina, che l'ha edito, e anche il fotografo Davide Busetto, che ci ha concesso di utilizzare la sua meravigliosa fotografia per la nostra copertina. Come vedete è una foto di una giornata, durante una giornata di stravedamento, cioè quelle giornate nelle quali l'aria tersa permette di arrivare fino al confine visibile in maniera alquanto nitida. Non sono giornate molto comuni, soprattutto adesso con l'aumento dello smog in pianura padana, ma mettono in evidenza quanto dal punto di vista geografico la montagna e la laguna siano state da sempre unite da un rapporto quasi di simbiosi. L'idea di questo libro è nata quando, avrei fatto riferimento al Presidente Ciambetti, se fosse stato presente, per ringraziarlo, ma gli invio comunque attraverso di te i ringraziamenti, quando siamo venuti anni fa a presentare l'idea di una mostra che ricordasse i 2250 anni del primo trattato tra Veneti e Romani, antichi Veneti romani. Nel 225 a.C. i Romani dovevano affrontare la presenza alle proprie frontiere dei Galli Boi e di Insobria. Avevano bisogno di un aiuto e questo gli viene dato dai Veneti con un trattato che viene formalizzato da quanto ci viene raccontato da Tito Livio. Sono 2250 anni che naturalmente oggi diventano quasi significativi nel momento in cui in Parlamento si parla di autonomia differenziata e in cui si dovrebbe quindi discutere del rapporto fra realtà locali, nella fattispecie Veneto e Roma, e poi anche certamente nel momento in cui si sta discutendo una nuova legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane. E quindi il testo ha voluto fare un escurso storico che parte da lontano, proprio da questo momento storico
dall'arrivo dei Romani, con il fulcro, la dedizione delle comunità di montagna a Venezia, fino a un accenno nell'ultimo capitolo alle situazioni attuali di riconoscimento da parte delle istituzioni delle problematiche e la modalità di intervento della montagna. In occasione di questi 2250 anni la Regione ha riconosciuto una mostra che è stata aperta dal 22 di marzo fino alla fine di giugno ad Asiago e che ha avuto come tema l'analisi storica di quello che è stato un aspetto economico centrale nello sviluppo economico del periodo che con l'arrivo dei Romani viene rafforzato, e cioè l'industria della lana, che trova un rapporto, come dicevo all'inizio, quasi di simbiosi tra montagna e pianura, nel momento in cui dalle città romane partivano gli allevatori durante l'estate per poter far pascolare durante quel periodo i propri ovini in montagna e ricavarne poi la lana che veniva commercializzata. Voi sapete che ai tempi di Tito Livio Padova era una delle maggiori esportatrici di panni grezzi di lana a Roma, e quindi significa che lo sfruttamento del territorio, non solo di pianura ma anche di montagna, era molto esteso. Del resto l'antico municipium di Padova correva molto probabilmente lungo il Brenta, quindi arrivava fino all'altopiano da una parte e al Monte Grappa dall'altra, mentre nella parte bassa arrivava in laguna e quindi permetteva sia il commercio, ma nell'ambito dell'allevamento degli ovini anche di acquisire il sale, che era fondamentale per l'allevamento. Padova a quel tempo chiaramente ha un ruolo centrale dal punto di vista dell'economia della Venezia romana, del periodo della presenza dell'impero, e questo elemento economico raccontatoci da Tito Livio ci mette in evidenza anche altri reperti archeologici, anche se non sono moltissimi perché la guerra poi ha devastato tutto il territorio, raccolti quindi soprattutto nell'Ottocento prima del conflitto, testimoniano di questa presenza dei Romani sulle nostre alture. L'altopiano ne ha anche una memoria archeologica, perché il villaggio del Bostel, che non so quanti di voi abbiano visitato ma che vi invito a visitare, è un villaggio che è stato dato alle fiamme nel III secolo, secondo a.C., proprio dai Romani, che avevano un accampamento a Caltrano e che quindi non potevano permettersi che sopra, arroccata sulle montagne, stesse una comunità retica che non aveva questo rapporto di amicizia con gli stessi romani, perché il rapporto che i Veneti avevano con i Romani fin dagli inizi non è di belligeranza, ma è un rapporto contrattato che nasce, come vi dicevo, da un'esigenza dei Romani all'inizio, poi si evolve, diventa di amicizia e probabilmente poi diventa un vero e proprio protettorato dei Romani sulla Venezia, perché la costruzione delle strade che poi intersecano tutta la pianura padana, in particolare l'alta zona con la Postumia, vengono realizzate in una situazione che non poteva che essere di assoluto rapporto di reciproco rispetto. Questa mostra, vi stavo dicendo, l'Anam Fecit, è stata molto visitata e ha messo in evidenza questo rapporto fino alla contemporaneità, e anche l'autonomia che viene riconosciuta a questi territori parte da quel momento fino alla contemporaneità, o quantomeno l'autonomia che i Romani riconoscono alle montagne. Non alle montagne, come vi dicevo, anzi c'è una situazione di conflitto, quelle che oggi stanno nella regione Veneto, a parte il Cadore, ma certamente rispetto ad altre montagne, soprattutto nel I secolo, quando Augusto capisce, dopo l'avanzata dei Cimbri nel 101 a.C., che erano molto fragili, che andavano rafforzate e andavano conquistate, perché per i Romani le montagne sono qualcosa di estraneo. La civiltà romana è una civiltà di città. Le città erano i luoghi dove venivano raccolte le tasse, venivano mandate a Roma e per questo erano importanti. Lo stesso cristianesimo, quando si espande, è una religione di città. Coloro che non erano cristiani venivano chiamati pagani, appunto perché erano legati alla regione dei pagi, cioè dei villaggi. Quindi erano un centro di raccolta di tasse, salvo però le città, in alcuni casi il riconoscimento di autonomia che Venezia fa ad esempio nei confronti di Catubrini, che sono gli antichi abitanti dell'attuale Cadore, nei confronti dei Camunni rispetto a Brixia, che era Brescia, e nei confronti anche degli abitanti dell'antico Friuli, nei confronti di Iulium Carnicum, che erano di Tegeste, che erano i Carni e i Catali. Parto da questo momento perché è da questo momento che comincia il nome di Venezia.
con Augusto che divide la penisola in regiones, che questo territorio viene chiamato Venezia et Istria, e stranamente il confine che viene dato, stranamente o quantomeno significativamente, il confine che viene dato a questo territorio è quel confine che poi sarà raggiunto dalla Serenissima nella sua espansione, nella sua massima espansione, quindi ai confini naturali tra l'Adda, l'Oglio, le Alpi Retiche, Carnie, Giulie e il Po a sud. Sappiamo bene come sono le invasioni, adesso non voglio raccontarvi cose che già sapete, però è importante, come dicevo all'inizio, per mettere in evidenza questo rapporto singolare che c'è tra la montagna e la realtà lagunare. Le invasioni del territorio della Venezia ed Istria da parte degli Visigoti, Ostrogoti, Svevi, Vandali, ma in particolare degli Unni e poi dei Goti di nuovo e poi dei Longobardi, che portano le popolazioni a insediarsi nella realtà della laguna. Nella fattispecie, nella zona centrale, gli abitanti di Altino, in quelli di Asolo e di Feltre nella zona di Equilio, che poi sarà la futura Jesolo, e quelli di Padova nella zona di Chioggia e Malamocco. Erano luoghi più sicuri dall'assalto delle popolazioni, o quantomeno dall'arrivo delle popolazioni germaniche, come ha sottolineato il nostro consigliere regionale, però certamente è da fare riferimento non solo a questo momento antico, ma anche a un momento successivo, nel momento quando parliamo dell'insediamento stabile sui monti. Perché dopo la caduta dell'impero romano, con un tentativo forte da parte della realtà insediata sulle isole di un'autonomia che agli inizi vedeva una dipendenza dalla realtà di Costantinopoli e che gradualmente assume una propria e cerca di conquistare una propria autonomia, dall'altra parte sui monti probabilmente arrivano, anche se non abbiamo testimonianze archeologiche precise, ma abbiamo testimonianze linguistiche, i Goti da una parte, ma i Longobardi significativamente, qua ci sono gli studi di Cacciavillani che lo mettono bene in evidenza, e certamente poi nell'undicesimo fino al XIV secolo le realtà della bassa Germania, quindi realtà bavaresi, quelle attualmente al confine con l'Austria, e l'ha messo ben in evidenza l'analisi linguistica di quello che sarà poi lo studio della lingua esistente nell'Ottocento da parte di Johann Andreas Schmeller, che fa una visita nel 1833 e nel 1844 agli Altipiani, dopo aver conosciuto che esisteva una comunità di lingua tedesca dai testi di Marco Pezzo che erano stati tradotti in tedesco e si erano diffusi nell'ambiente accademico tedesco, e poi anche da altri esperti linguisti che si porteranno sugli altipiani, in particolare Bruno Schweitzer e poi Franz Mayer. È da notare che come è stato anche sottolineato dal consigliere Valdegamberi precedentemente, la presenza si diffonde sulla realtà della montagna attualmente che si trova nella regione Veneto, e una sorta di macchia d'olio che si espande, e che in queste analisi linguistiche che toccano i 7 comuni, i 13 comuni e anche la realtà di Lavarone e dell'attuale Trentino, mettono in evidenza le varie ondate dall'undicesimo al XV secolo che dal punto di vista antropologico e linguistico hanno caratterizzato questa avanzata. Vi dicevo, in questi secoli di arrivo delle popolazioni germaniche non abbiamo certamente solo un residuato linguistico, che poi rimane anche oggi, seppur in minoranza, comunque parlato, ma anche di organizzazione del territorio. Probabilmente già i romani avevano organizzato il territorio quale ager publicus romanus. I romani, quando arrivavano, occupavano tutto il territorio esistente, lo dichiaravano dello Stato e lo davano in concessione mediante un tributo a privati, a comunità soprattutto. Come vi dicevo prima, lo stesso allevamento ovino agli inizi è dalla città alla montagna, all'inverso di quello che succederà nel XII secolo in poi, quando sarà la montagna che verrà occupata da queste popolazioni e porterà in inverno i propri armenti in pianura. Questo rapporto, come vedete, di simbiosi continua nei secoli con una attività che ha degli alti e bassi.
Perché? Perché è la situazione economica della pianura sociale, epidemiologica che va a caratterizzare e a condizionare questa presenza. Voi sapete che, o quantomeno va sottolineato, che fino al VI-VII secolo la popolazione europea si aggirava attorno ai 15-20 milioni. Dopo quel secolo la popolazione arriva, in particolare nel XIII, quando vengono superate le invasioni dal nord degli Ungari e dei Saraceni dal sud, arriva fino a 70 milioni. Durante l'impero romano la popolazione circa era di 30 milioni, la popolazione del continente. Quindi rispetto al momento della presenza dei romani, nel XIII secolo siamo di fronte a un raddoppio della popolazione. Contemporaneamente c'è il cosiddetto momento chiamato caldo del miglioramento climatico, detto periodo caldo medievale, che porta a una facilitazione dell'insediamento antropico sulle Alpi. Ecco per il fatto che aiuta anche coloro che cominciano ad avere interesse a rendere fruttuosi quei territori per le necessità dell'aumento della popolazione, a inviare o a chiamare popolazioni, soprattutto dal nord, perché erano quelle che avevano più esperienza di dissodamento. Lo fanno i monasteri che si diffondono già dal VII secolo con Carlo Magno, e proseguono anche per un impeto che viene loro dato nella diffusione dai vescovi. Sono chiamate realizzate dagli stessi vescovi, per esempio nel caso dei 13 comuni veronesi, o dai signori locali che riescono ad inserirsi nel controllo ecclesiastico del territorio. Per l'altopiano probabilmente è la famiglia degli Ezzelino da Romano. Dico questo perché poi spiega alcune dinamiche anche realizzate da Venezia. Tra l'altro la famiglia dei da Romano sarà la realtà familiare insieme a quella dei d'Este con la quale verrà più a contatto e anzi in una sorta di scontro la stessa Venezia nel suo tentativo di allargarsi sul territorio, sempre nel XIII secolo. Quando si fa più forte la presenza di Genova sui mari, ha bisogno quindi di allargare il mercato anche sulle vie via terra, per un'esigenza anche di controllo dell'arrivo delle acque in laguna e poi successivamente anche per una presenza sempre più temibile da parte delle città che ampliano la loro sfera di controllo e arrivano pericolosamente ai confini di Venezia. Chiaramente non sto a parlare, però nel libro cerco di parlarne ampiamente, di quale sia stata l'evoluzione che ha portato Venezia da una sottomissione all'impero romano d'Oriente, Costantinopoli, a una sua autonomia. Va riconosciuto che poi, dopo essere stata tra il VI e l'VIII secolo riconosciuta come ducato dipendente dall'impero romano d'Oriente, questa ricerca di autonomia diventa conflitto, perché la Quarta Crociata nel 1202, non possiamo dimenticarlo, Venezia la dirotta nei confronti della cristiana Zara e nel 1404 nei confronti di Costantinopoli, che era cristiana. Sapete bene che la Basilica di San Marco è abbellita da quello che in quel momento fu depredato dalle basiliche esistenti a Costantinopoli. Però è un momento nel quale questa rivendicazione acquista un suo riconoscimento ufficiale anche attraverso questa presenza che è significativa dal punto di vista anche della forza degli eserciti e che Venezia apprestava quando aveva necessità di affrontare dei nemici, non aveva un esercito stabile. Vi dicevo prima degli Ezzelino, è importante ricordarli perché la dinamica che Venezia applica nei confronti delle popolazioni del territorio è quella stessa che applicano gli Ezzelino quasi 200 anni prima, e cioè quella di riconoscere maggiore autonomia al territorio rispetto alle città. Le città erano le contendenti più pericolose rispetto al potere di Venezia sul territorio. C'era la necessità di disarticolare questo controllo delle città sul territorio e quindi la famiglia degli Ezzelino nel proprio tentativo di costruire uno Stato regionale a nome dell'imperatore, ma anticipando di qualche secolo le signorie italiane,
cercano di dividere il territorio riconoscendo maggiore autonomia rispetto al potere che potevano avere le singole città. È lo stesso metodo che viene applicato da Venezia. I giovani di Venezia cosa studiavano a scuola? Nelle scuole private c'erano scuole gestite soprattutto da religiosi. Studiavano la retorica, la cultura umanistica, il greco e il latino, ma studiavano anche il diritto romano. E prendono dal diritto romano quella diciamo, modalità di rapportarsi agli altri popoli che oggi chiamiamo dedizione, che esisteva presso gli antichi romani, la deditio in fidem. Era un accordo che i romani avevano o cercavano di concludere, o meglio, le realtà locali cercavano di concludere con la realtà dell'impero romano, o per evitare un assedio, evitare una guerra, o per chiudere una guerra in atto. Ed erano sostanzialmente un riconoscimento della presenza e del dominio del potere più forte, in questo caso dei romani. Infidem perché? Dedizio, quindi donazione, infidem, lasciata la buona volontà di colui che la riconosceva. I romani nell'antichità, Venezia nella modernità, anche se non siamo ancora dentro la modernità, ma nell'anticipo della modernità. Questa è interessante notare nell'archivio dove sono stato e dove ho controllato questi atti di dedizione quanto queste partano molto presto. La raccolta dei libri Pactorum parte dal 1197-1198, quindi ben prima da quelle che noi conosciamo che sono del XIV secolo. Già nel XIII secolo ci sono dazioni di realtà, Conegliano, eccetera, ma quelle formalizzate che conosciamo di più sono quelle del XV secolo, scusate, del 1400. Spesso è il popolo che chiede un rapporto privilegiato con Venezia, o quantomeno una dedizio, prima ancora che si concludano le guerre, e spesso in contrasto e in antitesi con quelle che le stavano conducendo, che erano i signori delle città. Lo fanno gli abitanti delle valli veronesi, a proposito i 13 comuni, prima che venga conquistata Verona, lo fanno quelli delle valli bergamasche prima che venga conquistata Bergamo, lo fa Vicenza prima che arrivano gli Scaligeri che avevano già occupato Verona, e lo fanno anche i Padovani prima che arrivasse la sconfitta dei Carraresi sul campo. Quindi è una modalità che Venezia adotta perché ritrova nella storia, ma anche perché gli dà una chiave di legittimazione giuridica. È il popolo che chiede la sua presenza, che chiede il suo dominio, che chiede un governo diretto e preciso da parte di Venezia su quel territorio. E quindi rispetto ad altre realtà, che era l'impero, che era il papato, è un riconoscimento di fatto di una presenza e quindi non un'occupazione militare in senso stretto. I privilegi che vengono riconosciuti a queste città sono di vario tipo, possono essere conservati, negoziati o ottriati. Conservati sono quelli dei 13 comuni. I 13 comuni avevano avuto un riconoscimento dagli Scaligeri. Gli Scaligeri era una famiglia che aveva preso il potere a Verona, ma era una grande fattoria, era una realtà di produzione di lana e di panni di lana, e quindi avevano interesse come realtà imprenditoriale prima che politica a trattare bene coloro che abitavano le zone collinari attorno alla città, perché erano i territori dai quali dipendeva anche il fiorire della loro industria. Lo stesso faranno gli stessi Scaligeri quando arriveranno nel territorio vicentino, prima dei Visconti. E conservati sono chiaramente quindi anche quelli dei 7 comuni, che ottennero, come dicevo, questi riconoscimenti dagli Scaligeri e poi dai Visconti, e anche la stessa Valpolicella, una realtà del Veronese che verrà riconosciuta come terra separata dal Veronese. Negoziati sono quelli di Vicenza e ottriati sono quelli che vengono concessi in Lombardia dalle valli bergamasche. Io ho esaminato il rapporto che ha avuto Venezia con le montagne del suo tempo, che sono sostanzialmente quelle attuali venete, quindi quelle vicentine, quelle bellunesi e poi quelle veronesi, quindi bellunesi, vicentine, veronesi, quelle lombarde, soprattutto le valli della Bergamasca e del Bresciano, quelle del Friuli, in particolare la Carnia, e quelle del Trentino, Folgaria e Lavarone.
È da notare che mentre nei confronti delle valli della Bergamasca e della Bresciana all'inizio Venezia attua un riconoscimento molto più significativo di privilegi, erano realtà che vivevano soprattutto di estrazione mineraria, e riconosce loro dei privilegi fiscali rispetto al commercio del ferro. E poi nel 1440 a un certo punto Venezia cambia posizione e ad esempio i vicari, che questi valli dovevano e potevano nominarsi da soli, devono avere l'approvazione delle città. Ecco, questo è, come dire, è un cambiamento di atteggiamento che non avviene da altre parti. In Friuli la presenza di Venezia si sostituisce a quella della realtà appunto precedente realizzata dal controllo del Friuli, che era sostanzialmente il potere religioso, e si sostituisce a questo, ma riconosce un'autonomia alla realtà della Carnia che ha un andamento molto sinusoidale, cioè dipende dai rapporti che riesce ad intrattenere, che non sono sempre di accettazione della presenza di dominio da parte della popolazione. Ci sono spesso rivolte, Venezia deve cercare di domarle e quindi il patriarcato, quando può, cerca di riprendere il controllo del territorio. Venezia ha un riconoscimento altalenante. Nei confronti del Trentino, con le guerre asburgiche, quindi nel 1509-1516, Venezia perde tutto, è presente solo dal 1420 per quegli 70-80 anni. Anche lì sono realtà, tra l'altro, appunto, come si diceva, già alloglotte. Venezia riconosce le consuetudini che c'erano, ma non ha particolare attenzione, anche perché non ha modo di esercitare il controllo del territorio per lungo tempo. Nella realtà invece dell'attuale regione del Veneto abbiamo la realtà del Cadore, che ha una sua autonomia. Vi dicevo prima, c'era una presenza di popolazione antica già al tempo dei Romani, i Catuprini, che continua nel tempo, ed è proprio qui, tra l'altro, che le proprietà collettive, che sono un elemento particolare di caratterizzazione, di controllo e di gestione del territorio di tutta questa zona montana, ha un radicamento molto forte, proprio perché c'è un'applicazione di questo regime che gli studiosi oggi riconoscono è di tipo tedesco-germanico, ben radicato, che continua fino ad oggi con le cosiddette regole. E nei confronti poi invece questo per quanto riguarda il bellunese, questo riconoscimento nel tempo è sempre molto significativo. Sappiamo poi, con i passaggi giuridici che ci sono, la proprietà Coletti, eccetera, fino all'800 supera lo stesso venir meno della presenza di Venezia, questa attività di gestione del territorio da parte delle regole, per arrivare ai 13 comuni, nei quali c'è un mero riconoscimento nel momento in cui c'è una dedizione degli usi e le consuetudini previgenti, e fino ai 7 comuni, anche se cronologicamente adesso non ho rispettato i tempi, perché dal punto di vista delle dedizioni l'altopiano è il primo tra le zone di montagna che si dona a Venezia, con una precisazione. La dedizione meglio, della montagna dei 7 comuni a Venezia avviene durante la guerra veneto-carrarese. C'è un'avanzata i veneziani hanno un rapporto conflittuale con gli Scaligeri e con i Carraresi già agli inizi del 300. Agli inizi del 300 con i Carraresi, verso gli anni 20 del 300 con gli Scaligeri, arriva un accordo spartendosi il controllo delle città, Vicenza, altre. Poi quando arriva Gian Galeazzo Visconti a controllare Milano, questo attiva una politica di espansione sul territorio molto pericolosa, che arriva proprio fino ai confini del controllo del territorio controllato da Venezia. E nel 1402, il 3 settembre, muore Gian Galeazzo Visconti. Gli Scaligeri, in accordo con i Carraresi, ne approfittano per andare a occupare Verona, che era stata conquistata dagli Visconti.
E dopo aver conquistato Verona, tra l'altro muore il comandante, cioè il rappresentante degli Scaligeri sì, la realtà carrarese si proclama dominatrice e signora di Verona, si orientano ad andare subito a conquistare anche Vicenza. Vicenza chiama, anzi si porta a Venezia per chiamare una come dire, tutela da parte della realtà veneziana, e si ha la dedizio di Vicenza, che dal punto di vista delle città del territorio è la prima. Siamo nel 1404. Un tempo, questo errore lo fa anche Cacciavillani, per una errata valutazione della data che non teneva conto della partenza dell'anno veneziano, si riteneva che l'altopiano fosse stato il primo a fare la dedizione. Invece la prima dedizione è quella di Vicenza, che viene nel 1404, quella dell'altopiano avviene nel 1405. È interessante notare che nella dedizione di Vicenza a Venezia c'è scritto che si donano e viene riconosciuta la presenza di Venezia, del dominio di Venezia nel territorio, compreso anche il territorio delle montagne. Quindi il territorio delle montagne era già compreso, non era escluso. Non si capisce come mai un anno dopo viene riconosciuto, o quantomeno non appare chiaro dalla documentazione esistente, come mai il territorio dell'altopiano di montagna, che già era riconosciuto come sottoposto al controllo di Venezia, assuma un suo rapporto privilegiato e particolare con Venezia. Io sono dell'opinione, però, di tutte le dedizioni non abbiamo una trascrizione anche nei testi conservati presso l'archivio di Venezia, di quali siano stati i movimenti, cioè chi è stato per primo a chiedere. Ma nel momento in cui Venezia, con l'avanzata, la morte di Gian Galeazzo Visconti e l'avanzata dei Carraresi che stavano per occupare Vicenza e quindi si avvicinavano a Venezia, ha bisogno di avere in questa guerra le spalle ben coperte. Soprattutto desiderava controllare le vie che portavano verso nord, perché Francesco II, il figlio di Francesco il Vecchio, Carrarese, aveva tantissimi rapporti con il nord e quindi con la realtà dell'impero. C'era il rischio che in questa lotta riuscisse a portarsi notevoli supporti da più parti. Probabilmente è Venezia che avvicina la realtà della montagna dei 7 comuni a quel tempo probabilmente non erano ancora coordinati, ma nel momento in cui avranno il riconoscimento dei propri privilegi dagli Scaligeri e poi dai Visconti, e soprattutto in questo momento in cui è Venezia che richiede un rapporto particolare, è probabile che comincino un vero e proprio coordinamento, che diventa vera e propria aspettabile reggenza molto dopo. Ma è probabilmente Venezia che avvicina e riconosce. Abbiamo ancora pochi minuti, sarò sinteticissimo, sperando di non avervi sufficientemente annoiato già ora. Sono aspetti storici chiaramente che hanno anche una freddezza di date, però ci aiutano, e lo dirò nella relazione, nella parte finale della relazione, a capire anche il presente. È Venezia quindi che avvicina i 7 comuni e che amplia notevolmente i privilegi che erano stati riconosciuti da Scaligeri e Carraresi. E sono privilegi di vario tipo, sono di carattere fiscale, esenzione dalla tassazione reale personale, militare, esenzione dagli obblighi militari, giurisdizionale, patrimoniale, diritti sui boschi e sui pascoli. Pensate, certamente questo rapporto è un rapporto privilegiato e l'altopiano non verrà mai meno, sarà sempre fedele dopo la conclusione il 20 febbraio del 1405. A differenza di altri territori, pensiamo a quelli del Trentino, che appena appunto c'è la sconfitta di Agnadello chiedono subito agli Asburgo di tornare a controllare il territorio. E sono proprio gli altopianensi nel 1435 acchiappano l'ultimo dei Carraresi, Marsiglietto da Carrara, e lo consegnano a Venezia. Quindi a dire che è un rapporto che nel tempo sarà sempre di estrema fedeltà e verrà riconosciuto da Venezia in più momenti. Abbiamo stampato proprio del 2022 quello che era una raccolta dei privilegi realizzata da Costantino Bonomi a Vicenza, stampata nel 1691, l'abbiamo stampata l'ha stampata la Federazione Cimbri 7 Comuni nel 2022 ed è interessante notare che ampiezza essi avevano. E è la giurisprudenza poi, al di là di quello che viene definito nelle dedizioni, la giurisprudenza dei casi che si succedono nel tempo e la decisione finale che spetta a Venezia che dice quanto ampi essi erano e furono.
Questo per dirvi sinteticamente quali sono stati i rapporti con la realtà delle montagne da parte di Venezia. È una realtà, questo riconoscimento è un dato di fatto, una realtà giuridica che poi Napoleone scombussola, l'ha detto chiaramente che il nostro consigliere Valdegamberi, pienamente nel momento in cui non riconosce, con il decreto del 225 del 1806, non riconosce alcuna autonomia. Ma soprattutto Napoleone stravolge il controllo dello sviluppo della montagna. Se Venezia era uno stato policentrico, possiamo dire in un certo senso quasi anticipando termini successivi federale, ed è questo che poi farà la sua debolezza rispetto agli altri stati anche nei confronti dell'arrivo di Napoleone, perché era uno stato frammentato nelle varie autonomie concesse. E bisogna dire che, così come accade per Firenze, l'espansione del controllo del territorio da parte di Venezia non era stato preordinato, è necessitato da una serie di fatti, vi ho messo in evidenza prima, i Visconti in particolare, ma poi in particolare i Carraresi, da una situazione nella quale Venezia deve controllare il territorio, rendere sicure le spalle per poter esercitare tranquillamente l'attività mercantile sul mare. Viene quindi totalmente buttato a mare da Napoleone, soprattutto nel momento in cui i centri di decisione dello sviluppo del territorio vengono spostati a valle e centralizzati. Napoleone introduce è vero che elimina alcune cose, i privilegi ecclesiastici, realizza le mappe censuarie perché vi fosse una maggiore chiarezza nel pagamento delle imposte, ma il codice civile napoleonico, per esempio, introduce un principio che era già presente nei principi generali della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti della Rivoluzione francese, sulla sacralità della proprietà privata. E questo sarà un elemento fondamentale perché verrà ripetuto nello Statuto Albertino, tutta l'attività istituzionale poi dei Savoia ripeterà quella francese, e quindi la stessa centralizzazione, la presenza dei prefetti, il controllo che viene spostato chiaramente nella capitale, e il venir meno delle proprietà collettive che laddove erano deboli vengono completamente eliminate o inapplicate. Faccio un salto per dirvi che poi dopo i Savoia, chiaramente la montagna con i francesi diventa un elemento fondamentale non tanto per l'importanza delle comunità umane che aveva per esempio per Venezia, ma per il significato che aveva per i confini dello Stato, per la statualità. Quindi le montagne diventano strumentali all'utilizzo da parte dello Stato rispetto ai propri confini. Ed è un principio che rimane fino ad oggi, perché la Prima Guerra Mondiale, ma anche 100 anni fa, viene combattuta sui monti più alti, perché sono i monti più alti quelli che delimitano lo spazio considerato nazionale. Perché la Prima Guerra Mondiale finisce il 3 novembre, viene firmato l'armistizio, viene posticipato nel trattato al 4 novembre? Perché l'esercito italiano doveva arrivare fino alle montagne e occupare zone che di nazionalità non erano proprio italiane. È un principio, questo della nazionalità legata ai confini geografici, che ci portiamo ancora oggi sulle spalle. La stessa dichiarazione di guerra nella Prima Guerra Mondiale da parte del re italiano fa riferimento ai confini sacri donati dalla natura, e sappiamo bene quanto i termini religiosi vengono utilizzati nella Grande Guerra per ammantare di fatalità la necessità della guerra stessa, quando invece sappiamo che fu una guerra aggressiva. Saltiamo, c'è la guerra di liberazione, sappiamo tutto l'intervento del fascismo che impone di non parlare altre lingue sul territorio, la Grande Guerra, profugato, per 4 anni non si può parlare la lingua perché si viene presi per austriacanti, e fino poi a la post-guerra, l'attività degli coloro che redigono la carta di Chivasso, quei partigiani della Val d'Aosta che proclamano l'esigenza di un riconoscimento del federalismo nel futuro Stato,
La Costituzione, che riconosce l'articolo 41 che la legge dispone di provvedimenti a favore delle zone montane, ma anche l'articolo 6 che riconosce la necessità di leggi a favore delle minoranze linguistiche. La prima legge significativa, a parte quella del 52 e del 71 a favore delle montagne, è una legge che arriva nel 97, 50 anni dopo, e per le minoranze arriva nel 99, quindi la legge 482, quindi 50 anni dopo. La Repubblica dichiara l'attenzione per le montagne, ma questa attenzione non si esplica in alcun provvedimento specifico. La Regione Veneto su questo anticipa questi provvedimenti anche nel riconoscimento delle minoranze linguistiche e anche nell'attenzione per la montagna. La legge 97 del 94 non viene applicata perché si oppongono per vari motivi a singole disposizioni i singoli ministeri, che ritengono di non avere sufficiente chiarezza normativa per poter esplicare le direttive applicative. Arriviamo alla contemporaneità, in cui sta per essere approvata definitivamente una disposizione per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Anche questa dispone di un fondo di 200 milioni a favore di provvedimenti singoli, ma che senz'altro è insufficiente per dare quella che dovrebbe essere oggi, per essere efficace, soprattutto una fiscalità diversa. L'ha dimostrato Venezia con centinaia d'anni, che il respiro alla montagna viene dato soprattutto in un'autonomia, non solo di governo, di riconoscimento di governo, quantomeno di rappresentanza, di un diritto di tribuna nelle istituzioni, ma anche di una propria autonomia, sufficiente autonomia nell'ambito fiscale. Certamente questo non è ancora realizzato, si potrebbe fare nei provvedimenti che riguardano l'autonomia differenziata, chissà se verranno. Però questa dell'autonomia differenziata, che può permettere una fiscalità differenziata e di un diritto di tribuna della realtà di montagna, soprattutto laddove ci sono le minoranze linguistiche, credo sia uno dei pochi spazi che possono essere concessi alla montagna perché possa farsi sentire, perché la legge elettorale, la legge dei numeri, chiaramente non permette alla montagna di avere un rappresentante diretto nelle istituzioni, anche se ci sono persone come Luciano, come il presidente Ciambetti, come Valdegamberi, che in modo diretto hanno un'attenzione particolare anche a queste realtà. Abbiamo solo qualche minuto, poi chiuderanno probabilmente tutto. Perché giustamente siamo arrivati all'ora di pranzo, volevo leggere la dichiarazione che fa Michele Gortani quando nell'Assemblea Costituente inserisce un proprio emendamento all'articolo 41 perché siano emanate delle normative a favore delle zone montane. Ed è un testo che potrebbe essere applicato pienamente nella contemporaneità. Onorevoli colleghi, vi è in Italia una regione che comprende 1/5 della sua popolazione, che si estende per 1/3 della sua superficie e in cui la vita di tutti i ceti categorie si svolge in condizioni di particolare durezza, di particolare disagio in confronto con il rimanente del paese. Questa regione, che non ha contorni geografici ben definiti ma si estende ampiamente nella cerchia alpina, si allunga sulle dorsali appenniniche e si ritrova nelle isole maggiori, risulta dall'insieme delle nostre zone montane. È una regione abitata da gente laboriosa, parsimoniosa, paziente, tenace, che in silenzio lavora e in silenzio soffre tra avversità di suolo e di clima, che rifugge dal disordine, dai tumulti e dalle dimostrazioni di piazza e ne è ripagata con l'abbandono sistematico da parte dello Stato. O meglio, della montagna e dei montanari, lo Stato si ricorda di regola e si mostra presente quando si tratta di imporre vincoli, di esigere tributi o di prelevare soldati. Matrigna la natura, il nostro montanaro, e matrigna la patria, e tuttavia è pronto, così per la patria come per la nativa montagna, a sacrificare ove occorra anche se stesso, perché la montagna è la sua vita, è la sua patria, è la sua ragione di vivere, e in lei non ha ancora perduto la sua fiducia. Facciamo che non la perda. Ad ora voci si sono levate in favore della montagna, voci altruiste reclamanti giustizia, e voci utilitarie reclamanti la restaurazione montana come fonte di pubblico bene, ma né le une né le altre hanno avuto effetto, sono cadute o nell'indifferenza o nell'oblio, ed in
Intanto le selve si diradano, inselvatichiscono i pascoli, cadono le pendici in crescente sfacelo. Le acque sregolate rodono i monti ed alluvionano ed inondano le pianure e le valli, intristiscono i villaggi a cui non giungono le strade nei conforti del vivere civile. La robustezza della stirpe cede all'eccesso delle fatiche e delle restrizioni e la montagna si sterilisce e si spopola. Ora è tempo che al montanaro si volga con amore questa Italia che si rinnova. Noi chiediamo che nella nuova Carta Costituzionale, dove sono tante le norme ispirate all'amore e alla giustizia, ci sia anche una parola per lui. A tal fine abbiamo presentato questo comma aggiuntivo. Sono i montanari che inseriscono nella Costituzione questo elemento di attenzione. Sarà un montanaro, il senatore Carpenedo, che proporrà la legge 97-94 mai applicata pienamente. Chiaramente noi aspettiamo che queste nuove norme diano maggiore riconoscimento, valenza e una speranza nel futuro, oltre che alle minoranze e alla montagna tutta. Questo è quanto. Non è facile riassumere, ho saltato tante cose, mi scuserete se per alcune parti chiaramente si doveva fare riferimento ad alcune date. E non so se Luciano vuole aggiungere qualcosa, poi vi dico un'ultima cosa. Beh, io innanzitutto ringrazierei Flavio per questa lezione, questa ora dedicata alla storia molto affascinante della nostra montagna veneta e non solo, ma anche una storia che poi Flavio ha decantato anche sul territorio per quelle che sono delle problematiche che, mi permetto di aggiungere, rimangono tuttora irrisolte per quel che riguarda l'attenzione al mondo della montagna e ai loro abitanti. Credo che il Veneto ha fatto uno sforzo nel suo statuto, riconoscendo la specificità della provincia di Belluno, che è l'unica provincia interamente montana, è una provincia interamente montana del Veneto, e credo che il Veneto, se appunto ci saranno i passi seri per quel che riguarda l'autonomia differenziata che sono stati chiesti a gran voce, diciamo, dalla nostra gente col referendum del 2017, dovrà fare un esame profondo di coscienza e mettere proprio nero su bianco anche delle norme che riguardano non solo la provincia di Belluno ma la montagna tutta, perché merita un'attenzione e un focus particolare per quelle che sono proprio le difficoltà del vivere quotidiano, e quindi merita delle norme specifiche, come diceva Flavio. Basta anche un po' conoscere e studiare meglio la nostra storia e quello che ci hanno lasciato i nostri padri in questi termini. Ecco, quindi io credo che oggi, insomma, questo tuo libro, questo lavoro di ricerca sia assolutamente un lavoro merito che ci lasci, insomma, qui in regione, e ci serve molto perché è una ricostruzione storica di tutto il nostro territorio, ecco, di quella che fu la dedizione dell'altopiano di Asiago, ma che è una dedizione, insomma, che tutti conoscono dal punto di vista formale, ma poi non siamo mai entrati proprio in un certo periodo storico, specialmente in quello del 1400, dove c'è stato il passaggio progressivo non solo poi di Vicenza, dell'altopiano, ma anche delle altre città, diciamo, dell'entroterra venete con Venezia, quindi la costituzione del cosiddetto Stato da terra, insomma, veneziano, proprio nel senso più ampio, nello svolgersi nel 1400, poi anche nel 1500, no? Ecco, quindi io ringrazio Flavio oggi e anche tutti voi per essere stati qui con noi qua in regione. Do ancora la parola a Flavio per la chiusura della nostra giornata. Dulcis in fundo, ci aspetta una barca fuori per andare al palazzetto My Venice, così dopo questa maratona con i tempi segnati come in TV, ma giustamente sono i tempi giusti per le istituzioni, che ringrazio ancora una volta per l'ospitalità. Abbiamo modo di stare insieme piacevolmente in compagnia, tra l'altro al palazzetto My Venice, che ricorda ancora una volta la storia di grande valorizzazione del nostro territorio compiuto da Venezia, anche attraverso una valorizzazione che è stata agricola, vinicola,
e quindi assaggeremo anche il Prosecco My Venice. Buona continuazione di giornata e giù